Ben ritrovati dalla redazione. Sono 180.000 i veicoli attesi oggi sulla rete di Autostrade Alto Adriatico. Secondo le previsioni della concessionaria, sull'andamento dei transiti del fine settimana incidono l'avvio dei saldi estivi, il concerto del cantante Lazza Lignano Sabbiadoro e l'esibizione delle frecce tricolori sempre sul litorale friulano. In base ai dati storici e alle variazioni percentuali registrate lo scorso weekend, Autostrade Alto Adriatico prevede che al casello di Rattisana tra entrate e uscite transiteranno circa 65.000 veicoli. Fra oggi e domani a San Donà di Piave più di 40.000, Palmanova quasi 30.000. Oggi la giornata a maggiore intensità di traffico e quindi con maggiore probabilità di code, in particolare sulla tangenziale di Mestre e sulla A4 anche nel pomeriggio in direzione Trieste. Cronaca: un giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 dopo essere rimasto ferito, vittima di un incidente avvenuto lungo la linea ferroviaria nei pressi di Miramare. L'uomo stava camminando vicino ai binari quando, per causa in corso di accertamento in contemporanea al passaggio di un convoglio diretto a Trieste, è caduto a terra. Dopo l'incidente l'uomo è stato fatto salire a bordo del treno per le prime cure, ma il treno è stato fatto tornare indietro fino alla stazione di Miramare. Una volta lì, con conseguenti disagi alla circolazione ferroviaria, il 118 è potuto intervenire per soccorrere il giovane. L'uomo sarebbe stato in alterazione psicofisica, è stato soccorso dai sanitari, non è in pericolo di vita. Gli agenti della polizia slovena hanno fermato una Ford C-Max con targa croata nei pressi di Cernotti, località della municipalità di Capodistria, non distante dal valico di Ospo, probabilmente degli occupanti del mezzo. Alla guida un cittadino croato di 43 anni che trasportava 3 cittadini cinesi, un cittadino turco, probabilmente curdo. I 4 cittadini stranieri erano entrati clandestinamente in Slovenia. Il passeur è stato arrestato. Il centro islamico Darus a Monfalcone è passato nelle disponibilità immobiliari del comune nell'ambito della procedura avviata dall'amministrazione municipale in base alla legge regionale 9 del 2019, che prevede la possibilità per un comune di avviare un iter di acquisizione coatta di quei beni per i quali si prefiguri un abuso edilizio rispetto alle destinazioni urbanistiche, per calarsi nel caso di specie le presunte preghiere di massa in zone dove sono proibite dal piano regolatore delle ordinanze che ne conseguono, a partire da quelle di fine 2023 che hanno innescato la marcia degli 8.000 dell'antivigilia di Natale e i contenziosi fra comune e centri islamici davanti a TAR e Consiglio di Stato. Previsioni meteorologiche per oggi: cielo sereno, buona moderata sulla costa, nel pomeriggio poco nuvoloso e caldo su pianura e costa, con venti di brezza, variabile in montagna, dove sarà possibile qualche rovescio e temporale sparso nelle zone interne della Carnia e al confine con il Cadore, possibile anche con bassa probabilità su altre zone. Temperature minime in pianura fra 21 e 24, le massime fra 32 e 35 gradi, sulla costa minime fra 23 e 26, le massime fra 30 e 33 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.